Da affrontare ogni giorno sono molti. Stamattina a Palermo c'è stato un incontro fra dirigenti regionali e comitati. Agnese Licata. Una rete ferroviaria più veloce, ma anche un'organizzazione del trasporto pubblico capace di integrare treni, pullman e auto privata. Su questo insistono i comitati dei pendolari ricevuti stamattina all'interno del Dipartimento regionale per le infrastrutture. In Sicilia chi va al lavoro in treno ogni giorno si scontra con coincidenze che mancano e lunghi tempi di percorrenza. A febbraio Regione, Governo, Trenitalia hanno firmato un accordo per i futuri investimenti, ma per gli effetti concreti ci vorranno anni. Almeno 8 se si parla della Catania-Palermo, un viaggio oggi da oltre 3 ore. Nel 2020 dovrebbe ridursi a 2 ore e 25 minuti. Secondo il Comitato dei Pendolari si sarebbe dovuto scegliere un progetto più modesto ma realizzabile in fretta e intanto Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Siciliano ha presentato una proposta a breve termine. Sono parcheggiate alla stazione Reggio Calabria le ETR 450, i classici pendolini che potrebbero già entrare sin da subito in esercizio sulla Messina-Palermo, sulla Messina-Siracusa, abbattendo quasi tutti i tempi di percorrenza. Quindi perché no, anziché lasciarli parcheggiati a Reggio Calabria, impiegarli sin da subito in Sicilia e in Sardegna. Ma ogni volta la contrattazione tra Regione e Trenitalia deve coinvolgere anche il Ministero dei Trasporti, con le inevitabili lungaggini. Solo nei prossimi mesi la Regione siciliana dovrebbe firmare il passaggio delle competenze e delle risorse dallo Stato, per poi cominciare a costruire il proprio contratto.